Spumante Italia 2021, siamo a Garda, c'è una giornata meravigliosa e sono qua con Carlos Santos di Amorim Cork. Carlos, cosa ne pensi di questa location? Ti è piaciuta? Ti piace? Fantastica, cioè io credo che voi ogni anno vi superate, ma quest'anno veramente siete andati oltre. E vedrai l'anno prossimo allora a questo punto. Mondo spumanti come la vedi? È un mondo interessante? È un mondo, io credo che l'Italia oggi è il paese al mondo con più condizioni per fare la differenza nel mondo dei spumanti. Abbiamo la tecnologia, abbiamo il know-how, abbiamo un territorio spettacolare, abbiamo dei vini ideali per fare lo spumante e abbiamo una capacità industriale non indifferente trainata da questo Prosecco che veramente sta spaccando nel mondo. Il Prosecco fa veramente danni, tante bottiglie, 500.000 di bottiglie mi dicevano quest'anno. Quante di queste saranno tappate Amorim? Ma di spumante o prosecchi? Spumante in generale, ovviamente. Allora, in Italia noi siamo responsabili per chiudere quasi il 25% del mercato dei spumanti. 25%? Sì. Quindi una bottiglia su 4 che facciamo saltare il tappo in Italia. E non siamo ancora dove potevamo essere, perché nel mondo 1 su 2 bottiglie di spumante ha un tappo Amorim. Quindi hai ancora un bel po' di strada di fare, un sacco di bottiglie da tappare. Speriamo. Ok, perfetto. Senti, novità invece sul fronte tecnico, so che al di là degli spumanti, so che ne avete sempre un sacco, che Amorim è uscito con tappi nuovi, con novità tecnologiche, avete fatto un sacco di studi sui tugheri, sulle tecnologie. Quindi qual è la novità che ci presenterete nei prossimi mesi, se me la puoi già dire, oppure... No, te lo posso già dire perché Amorim ha assunto un impegno a livello mondiale di eradicare completamente il problema dell'odore di tappo dei nostri prodotti. TCA, lotta al TCA. Zero. E oggi abbiamo sviluppato una tecnologia per il sughero monopezzo, quello delle grandi riserve, e abbiamo anche sviluppato un'altra tecnologia molto avanzata per trattare le granine di sughero e oggi possiamo dire che sarà molto improbabile trovare una bottiglia Amorim che sappia di tappo. Quindi la sfida è per quale anno faremo 0 TCA? Ma il nostro obiettivo era 2021, io credo che tra questo e il prossimo anno 0 TCA, assoluto. Perfetto, allora io ho fatto il corso sommelier, ho imparato a riconoscere tutti i difetti dei tappi e lo cancello dalla mia memoria. Dovrei fare un refreshment adesso. Grazie Carlos, davvero. Grazie a te Emanuele.